Benvenuti amici di FVG Sport Channel, un saluto anche a coloro che stanno seguendo questa telecronaca in differita su Udinese TV. Benvenuti, siamo allo stadio della Ricca di Carlino per la finalissima del campionato juniores regionale di calcio maschile, ovviamente. In campo il padrone di casa del Ciadis Muzzane, che proprio su questo impianto non più tardi di domenica scorsa hanno festeggiato quella promozione nel campionato di Serie D con la prima squadra, che era già matematica da qualche settimana, ma che domenica è divenuta una meravigliosa opportunità di fare festa assieme alla comunità carlinese, alla comunità muzzanese, alla squadra del presidente Zanutta, del mister Vittore. Un Ciadis Muzzane che quest'oggi ha la possibilità di vincere anche il campionato juniores regionale, quindi portarsi a casa in bacheca il trofeo Angelo Moccarini. Per riuscirci però deve fare i conti con la volontà del Flaibano di lottare per quella che pare essere una bella abitudine per la società del presidente Picco, vale a dire quella di arrivare sempre fino in fondo. Negli ultimi anni il Flaibano ha dato continuità di risultati e è sempre arrivata a vincere o in finale, come nella passata stagione, quando dovette alzare bandiera bianca nella finalissima di Romanzi Sonzo giocata contro il Trieste Calcio. Questa stagione il comitato regionale della Federcalcio ha optato per un concentramento, una Final 3 con anche il San Luigi Trieste protagonista. San Luigi Trieste, Ciadis Muzzane e Flaibano, le tre vincitrici dei rispettivi gironi di stagione regolare, si sono poi affrontate una contro l'altra. Il San Luigi è già matematicamente fuori dai giochi dal momento che ha perso sia con il Flaibano venerdì scorso, ed eravamo in diretta streaming sul nostro sito da Flaibano, e poi ha perso anche martedì con il Ciadis Muzzane, che ha espugnato il campo di Via Felluga con il rotondo punteggio di 4-1. Un Ciadis Muzzane che dunque oggi può giocare con due risultati utili su tre, dal momento che la differenza reti premia la formazione del mister Pietro Piva con un +1, avendo Ciadis Muzzane vinto per 4-1 contro il San Luigi, mentre Flaibano ha vinto solo 2-0 con il San Luigi. Quindi Flaibano ha un totale di +2 nella differenza rete, il San Luigi e il Ciadis Muzzane ha +3 in differenza reti. Ecco spiegato il +1 che consente ai carlinesi in maglia arancione oggi di giocare con due risultati utili su tre a disposizione. Il Flaibano, per vincere il trofeo Angelo Moccarini, deve per forza riuscire a espugnare il Della Ricca oggi pomeriggio. C'è il pienone delle grandi occasioni, non entra più uno spillo nell'impianto carlinese, che dovrà fare anche l'abitudine a questo tipo di affluenza nella prossima stagione in Serie D. So che l'amministrazione comunale e il presidente Zanutta stanno lavorando per ampliare questa struttura. Sarà pronto tra breve anche il campo sintetico, che permetterà a tutte le giovanili del Ciadis Muzzane di allenarsi con ogni condizione climatica, e questo è sicuramente importante, come è importante il gol con cui il Flaibano passa in vantaggio al quarto minuto del primo tempo, direttamente su azione di calcio d'angolo. È stato Rebustini a piazzarla come faceva Palanca ai tempi del Catanzaro, direttamente da calcio d'angolo. Sorpreso il portiere del Ciadis Muzzane Vrek, che non si aspettava una traiettoria così velenosa, e quindi dopo 4 minuti di gioco cambia subito il risultato. Io stavo parlando alla chetichella riguardo al colore, ai motivi dell'incontro, e il Flaibano ha subito fatto capire che è arrivato qui a Carlino per partire a sprombattuto con le marce altissime. Andiamo a leggere la formazione, dato che ci siamo, così poi possiamo dedicarci alla cronaca. Ciadis Muzzane in porta: numero 1 Vrek, il numero 2 Delosa, il numero 3 Fabbroni, il numero 4 Palmegiano, il numero 5 il capitano Cominotto, il numero 6 Gregoris, il numero 7 Ormelese, il numero 8 Roveri, il numero 9 Banini,
a segno con 2 gol a San Luigi martedì scorso. Il numero 10 è Piccolotto, autore degli altri 2 gol cardinesi nella Tana triestina, e poi il numero 11 è Cocci. In panchina col mister Pietro Piva ci sono Ponte, Zanon, Casco, Semo, Codognotto, Cola e Bacinello. Il Flaibano, che gioca con la divisa classici colori sociali giallo-neri, ha in porta Kevin Borghini, il numero 2 Mucignato, il numero 3 Ciroi, il numero 4 è Tomat, il numero 5 Testa, il numero 6 Capitan Laiola, il numero 7 Vidoni, il numero 8 Cozzarolo, il numero 9 Domini, il numero 10 Rebustini, il numero 11 Nicola Borghini. In panchina con il mister Luca Michelutto ci sono il secondo portiere Rotta e poi Leonarduzzi, Minisini, Marchesan, Leonou, Passone e Rossi. Già 1-0 per il Flaibano, Charlie Smuzzane un po' scosso dalla situazione, ma prova ad approfittarne la formazione giallonera. Questo è Fabloni, si incarica della rimessa con le mani, va a cercare Banini, non riesce a mettere in moto anche Piccolotto e quindi Vidoni, contrastato ancora efficacemente da Piccolotto, che tenta la sortita individuale, si accenta, cambia gioco, cercare l'Ormelese, poi Palmegiano allarga sulla destra dove sale De Losa, tocco di Ciroi, mette il pallone in fallo laterale. L'arbitro di questo incontro è il signor Raccampo della sezione di Poldenone, i suoi assistenti in linea sono Forgione e Tudale. Libera Ciroi, poi Cominotto ribadisce in avanti con un campanile che si spegne sul fondo, quindi si riprenderà con il rinvio da fondo campo da parte di Kevin Borghini. Ci sono tutti i personaggi che contano, vedo il mister Tortolo, vedo il mister Moras, il selezionatore della squadra juniores del Friuli Venezia Giulia, poi tanti personaggi, passato qui sotto Alessio Battisti, il DS dell'Oltre, poi ho visto anche il mister Cossettini, c'è ovviamente tutta la dirigenza del Flaibano assieme a quella del Charlie Smuzzane, ci sono i giornalisti, ci sono tutti ovviamente all'appuntamento con il top del calcio regionale juniores. Sbaglia Gregoris il passaggio in avanti, allora il capitano della selezione regionale al torneo delle regioni torna a prendere il suo posto in difesa, va a francobollare Domini. Il Flaibano è arrivato qui a Carlino senza Pontoni, squalificato a seguito all'espulsione maturata proprio nel finale di partita venerdì scorso contro il San Luigi, un'espulsione che ovviamente Pontoni poteva evitarsi, anche se nel momento di nervosismo lì non ha saputo trattenere il gomito, ha colpito un avversario per un fallo di reazione e l'arbitro gli ha indicato la via degli spogliatoi. Peccato per Pontoni, che dunque non può giocare questa partita. Al momento però il Flaibano sta tenendo testa al Charlie Smuzzane, anche in questa circostanza si salva la formazione di Michelutto, che poi gioca anche il pallone trasformando la fase difensiva in offensiva con freddezza. Cominotto protegge la rimessa laterale, se ne incarica De Losa. Benini, cross di Ormelese, poi ancora De Losa, arriva a supporto, mette un pallone al centro sul quale si avventa Cocci, finta del numero 11 contro Mucignato, il pallone arriva tra i piedi di Rover che sbaglia l'appoggio ciabattando un po' il pallone. Da quest'altra parte Gregoris anticipa ancora Domini e poi Cozzarolo che avanza palla al piede, si
infrange il suo tentativo contro la mediana del Charles Mussane. Ancora Flaibano in proiezione offensiva con Vidoni, Cozzarolo. Vidoni, occhiata in mezzo, gli respinge il cross. Rover, rimessa con le mani per la formazione ospite. Siamo arrivati al 11° minuto del primo tempo. Non riesce ad agganciare il pallone Borghini, che è il Borghini di movimento, vale a dire Nicola col numero 11, mentre Kevin Borghini è il portiere del Flaibano. Poi ancora qualche contrasto a metà campo con Banini che non riesce a recuperare il pallone, non ne approfitta però Flaibano con il pallone che carambola dalle parti di Vrek. Palmegiano a memoria verso Piccolotto. De Losa va al corpo a corpo con Nicola Borghini, guadagna la rimessa laterale. Rover. Nervosismo anche in tribuna tra supporters e familiari di opposte fazioni. In questi casi basta una parolina di troppo o anche un'inflessione particolare per scatenare la polemica. Non mi sembra il caso. Mucignato spedisce il pallone nella metacampo offensiva direttamente in fallo laterale. Bravo Cocci a spizzarla di testa, poi Banini prova ad insistere, la rimessa è però per la formazione giallonera. Cercato sempre Vidoni sulla fascia. Piccolotto non tiene il pallone dentro il rettangolo di gioco. Tutto di prima Flaibano, palla arriva tra i piedi di Domini, sul quale però fa un buon lavoro Palmegiano in fase di copertura. Dall'altra parte però Nicola Borghini è di nuovo in possesso di palla. Ottima iniziativa del Flaibano, si distende sulla sinistra, eccellente la chiusura di Cominotto, autoritario, impone l'alt agli avanti gialloneri. Flaibano che comunque mantiene il possesso della boccia con la rimessa laterale proprio nei pressi della panchina del mister Luca Michelutto. Siamo al 14° del primo tempo, sempre 1-0. Gol dopo poco più di 3 minuti, direttamente da calcio d'angolo ad opera di Rebustini, che ha sorpreso un Vrek che non si attendeva una traiettoria così velenosa direttamente dalla bandierina. C'è stata però una decisione del signor Raccampo, che ha segnato un calcio di punizione per il Charles Mussane. Tutti i giocatori in attacco al limite dell'area di rigore di Kevin Borghini. È uno schema però, De Losa mette un pallone in mezzo. Ci hanno pensato un po' troppo i giocatori di Piva, non è venuto benissimo lo schema, tant'è che De Losa direttamente oltre la linea di fondo campo. Il suo cross era sbilanciatissimo, il giocatore con il numero 2 in maglia arancione. Con i piedi Borghini respinge Rover e poi il pallone arriva dalle parti di Vidoni, anticipato
ad alta quota da Gregoris. De Losa alla rimessa laterale. Ormelese ingaggia il duello con Ciroi, abile però a coprire la fascia sinistra del fronte difensivo dei gialloneri. Bravo Ciroi. Ormelese non ci ha creduto più di tanto, si riprenderà ancora con il invio da fondo campo da parte di Borghini. Cocci, Gregoris, centralmente verso Palmegiano, ancora Cocci, che svaria molto sulla fascia sinistra, può agire sia da puntero sia da centrocampista a supporto. Cozzarolo va giù duro sugli stinchi dell'avversario, con un pizzico di ritardo l'arbitro fischia, anche grazie alla segnalazione dell'assistente di linea che ha sbandierato il fallo del numero 8, scusate, Rover, il numero 8 del Cianis Muzzane. Ancora Piccolotto toccato alle spalle. Era dato in pressione Tomat, ma c'è calcio di punizione per i padroni di casa. Eccolo Rover con Vidoni che opererà da uomo in barriera. Rover ha tutta l'intenzione di arrivare direttamente in area di rigore con il cross, così è. Stacca di testa Gregoris, poi Piccolotto mantiene il possesso, raddoppiato Piccolotto, il supporto di Rover, ancora un cross a centro area, stacca Banini senza però incocciare il pallone. La palla è ancora per il Ciarlins che mantiene la pressione offensiva, costringe il Fleiban ad arroccarsi davanti alla porta di Borghini. De Losa però sbaglia tutto e quasi regala l'opportunità di ripartenza al Fleibano. In ogni caso Gregoris, Cominotto la gioca il Cianis Muzzane, ma con l'intervento di Domini i gialloneri si ripresentano in attacco. Vidoni sulla destra per Mucignato, va in chiusura Fabroni, Mucignato, un cross rasoterra gestito facilmente da Gregoris. Non benissimo il centrale di Pivat, non benissimo pure Tomat che sbaglia il controllo e regala la rimessa laterale da Rover a De Losa. Poi il lancio a cercare lo scatto di Banini, anticipato il puntero arancione. Borghini sbaglia l'appoggio, anche in questo caso è andato a memoria a cercare lo scatto in profondità di Domini. Rebustini vuole il fallo di mano e ottiene anche il fischio del signor Raccampo, che ordina il calcio di punizione poco oltre la linea di metà campo in favore del Fleibano, quando siamo arrivati al 20° del primo tempo, sempre con punteggio di 0-1, gol di Rebustini direttamente da calcio d'angolo dopo poco più di 3 minuti. Anticipa Losa, da De Losa a Ormelese e poi ancora al dai e vai tra i due, che non si perfeziona per l'errore del numero 7 carlinese. Borghini, palla transita anche dalle parti di Ciroi, Tomat, Domini, si gira e si volta in un fazzoletto di terra. Borghini punta De Losa
che lo costringe a girare al largo. Rimessa laterale per il Flaibano nei pressi della bandierina. Alla destra della porta di Vrek se ne incarica direttamente Ciroi, che sale a supporto dei suoi centrocampisti e attaccanti. Un Flaibano che tiene molto alto il baricentro. Con un pallone in area di rigore e può uscire Cocci, su quale però c'è la pressione di Cozzarolo. Ancora Cocci di forza, sradica il pallone dai piedi del numero 8 giallonero, poi sbaglia il passaggio in avanti con il quale intendeva servire Piccolotto. Di nuovo in possesso palla Cozzarolo. Mucignato chiede a Vidoni lo scatto in profondità, esce ai limiti dell'area Vrek e anticipa il movimento in avanti del 7 giallonero. Rilancio di Vrek nella zona di Piccolotto, anticipato da Testa. Poi da quest'altra parte Cominotto protegge l'uscita di Vrek, anzi all'ultimo momento cambia idea, regalando però il pallone a Vidoni. Questo è Domini che prova a sorprendere la retroguardia del Giardini Smuzzane. Non si sono intesi Cominotto e Vrek. Ancora Flaibano in attacco, ma De Losa da quella parte perfeziona il recupero del possesso, facendo carambolare il pallone tra i piedi di Borghini. Cominotto, Mucignato in avanti, Fabroni da Rover, cross a mettere in moto Ormelese, che guadagna il calcio d'angolo sulla chiusura di Ciroi, e quindi ora salgono i saltatori di Piva. Gregoris va a prendere posizione sul secondo palo. In area ci sono Banini, c'è Piccolotto, c'è Ormelese, c'è Cocci. Eccolo il cross per la testa di Gregoris, che non arriva all'impatto. Poi l'ottimo stile di Cozzarolo, che mette in moto Domini. Domini sterza su De Losa. Domini entra nell'area di rigore, si mette la palla sul sinistro. Chiusura di Cominotto. Domini riesce a girarsi. È stato forse un po' egoista l'attaccante giallonero. Poteva forse duettare, fraseggiare con Vidoni e con Borghini, che erano arrivati dentro l'area di rigore. E qui c'è una ammonizione per Rebustini, reo di avere abbattuto Piccolotto. Al 24esimo, prima ammonizione, primo cartellino giallo estratto dal signor Raccampo nel registro degli ammoniti. Rebustini. Cocci la mette in mezzo di testa, poi Vidoni anticipa Fabroni, ancora Vidoni, Vidoni punta la porta avversaria, in velocità Vidoni, incrocia il sinistro. È bravo Vrek ad attendere l'ultimo momento prima di stendersi in presa bassa. Vicinissimo al raddoppio il Flaibano, qui bravo Vrek. Ancora il portiere carlinese, chiamato in causa dai suoi centrali difensivi. Da Palmegiano in avanti, Ormelese, Banini, ingaggia al corpo a corpo con Testa. Banini abbatte anche un altro avversario che era arrivato in copertura. Guadagna un calcio d'angolo di forza il centravanti carlinese. Dalla bandierina Rover.
Sempre sul secondo palo Gregoris lascia sfilare forse per provare a inseguire il pallone prima che questa esca dal rettangolo di gioco, così non è. Rimessa laterale per i giocatori del mister Michelutto. Tempo passa, siamo al 26esimo del primo tempo. Fabroni, poi Rover a memoria, né Coci né Banini ci credono, quindi la palla scivola a fondo campo. Si riprende con il rinvio da parte del portiere giallonero Kevin Borghini. Cozzarolo, che a centrocampo sta giocando piuttosto bene in fase di copertura, ma anche si rende protagonista di un buon lavoro in fase di impostazione. Non si può dire altrettanto in questa circostanza, dal momento che il pallone è già preda del Charlis Mussane. Cominotto in avanti, va a cercare Banini, poi Palmegiano ribadisce in avanti. Un pallone che poi l'Aiola mette in fallo laterale perché è spaventato dall'incedere degli attaccanti arancione. Coci, ancora un fallo subito dal numero 11, questo ad opera di Mucignato. Altro calcio di punizione per i padroni di casa. Sempre Rover sul punto di battuta col suo sinistro. Ci sarebbe Coci assolutamente libero e nessuno dei giocatori. Ecco, adesso va a chiudere sul numero 11 Mucignato. Batte la punizione Rover, pallone sul lato opposto. Palmegiano scarica l'aperta dal limite dell'area, il suo destro a giro colpisce il palo interno e finisce addirittura in fallo laterale dopo una carambola. Charlis Mussane vicino al pareggio, piccolotto, Zingata in area di rigore, Banini e spalle alla porta, Coci non aggancia, libera la difesa del Flaibano, ma pressione Charlis Mussane. Anche Gregoris però sbaglia, prova ad approfittarne la squadra ospite. Vidoni non filtra il pallone. Fabroni sbaglia anche lui e poi per fortuna del Charlis Mussane che Gregoris entra in scivolata sui piedi di Domini e mette la palla fuori dal rettangolo di gioco, perché altrimenti era completamente scoperta la squadra di casa. Mucignato con le mani. Tomat cerca Borghini, sul quale interviene come al solito De Losa. Il duello Borghini-De Losa è uno dei principali di questa partita fino a questo punto. Cross verso Vidoni, ma Vrek esce con le mani sulla testa dell'attaccante giallonero e blocca in presa. Siamo alla mezz'ora di gioco del primo tempo, sempre 1-0 per il Flaibano in casa del Charlis Mussane. Terza e decisiva gara del triangolare di finale del torneo juniores regionale. Stasera si assegna il trofeo Angelo Moccarini. Banini, Cozzarolo alza il campanile, Vidoni di testa, ma Fabroni la mette giù. Poi Palmegiano prova a mettere ordine e lancia in avanti Ormelese, velocissimo Ormelese, arriva per primo sul pallone, guadagna quantomeno il calcio d'angolo. Sinceramente da qui è impossibile valutare se la decisione sia corretta.
Secondo me l'aveva toccata per ultimo Ormelese, ma vai tu a capire cosa è successo. Siamo a 60 metri dal punto in questione. Gregoris stacca di testa. Era un colpo di testa barra cross del centrale di Piva. Palla si spegne sul fondo. 31esimo. Arrivano urla di approvazione da parte del tifo flaibanese a supportare i gialloneri in campo. Borghini, De Losa la mette fuori. Poi cade male anche De Losa, credo abbia preso un colpo in faccia sulla ricaduta. Tutto a posto per il numero 2 arancione. Rover di testa mette il pallone fuori. Poi si lotta sulla tre quarti, la mette giù Piccolotto, che poi sbaglia il suo passaggio in avanti verso Palmegiano. Gregoris chiama in causa Vrek con i piedi, non può prenderla con le mani il portiere, ma non c'è pressione su di lui, quindi Vrek può operare il rilancio. Piccolotto, Fabroni centralmente su Rover, che opera un interessante passaggio in avanti verso Cocci, sul quale arriva tempestiva la chiusura di Laiola. Ottimo passaggio in avanti di Rover. Calcio d'angolo ancora per il Charlie Smuzzane sul punto di battuta. Palmegiano. Come al solito Gregori sul palo lontano. La uscita di Borghini che si scontra con Banini, ma anche con uno dei suoi compagni di squadra. Fischia l'arbitro. Credo abbia fischiato la carica sul portiere da parte di Banini, non può essere altrimenti. Calcio di punizione per il Flaibano, quando siamo arrivati al 34esimo che scade in questo momento. Tanto Piva ha operato un cambio degli esterni con Ormelese che è venuto qui a sinistra sotto la tribuna e Cocci che si è spostato sulla destra. Eccolo proprio Cocci che prova a carburare la ripartenza del Flaibano. Gli intima all'alt Mucignato, anche Michelutto ha chiesto ai suoi difensori di fascia di scambiarsi la posizione, mentre un'ottima iniziativa del Charlie Smuzzane porta al tiro Banini che scarica il destro, sul quale è attento in chiusura sul primo palo Kevin Borghini, mette la palla in calcio d'angolo. Dicevamo Ormelese e Cocci si sono scambiati la posizione, altrettanto hanno fatto i laterali difensivi di Michelutto, con Musignato che è andato sulla sinistra e Ciroi che è venuto qui a destra, quindi speculare assolutamente la marcatura tra terzini e attaccanti di fascia, terzini del Flaibano e attaccanti di fascia del Charlie Smuzzane. Ancora padrone di casa, la battuta, proprio Laiola la mette fuori, ci sarà rimessa con le mani con il Charlie Smuzzane che spinge a caccia del gol del pareggio, un Flaibano che fino a questo punto si sta difendendo con discreto ordine. Un paio di pericoli, uno su tutti il palo colpito da
Palmegiano. Con un fischio del signor Raccampo che consegna calcio di punizione agli ospiti. Bravissimo Tomat contro Ormelese, prima che poi Tomat si porta la palla direttamente in fallo laterale, poi si impegna per respingere l'iniziativa del Charles Muzzane, cioè chiede anche un fallo con il signor Raccampo, che intima al numero 4 giallonero di non eccedere nelle proteste. Arriva anche il Capitan Laiola. Tomat chiedeva la trattenuta sulla maglia. Il signor Raccampo dice: caro Tomat, tu gioca, io arbitro. Silenzio. E avanti. Rimessa laterale per i gialloneri. Ciroi con le mani. Cozzaloro. Colpo a colpo con Ormelese. Il fallo del giocatore carlinese. Ci sarà il calcio di punizione per gli ospiti quando siamo arrivati al 37esimo del primo tempo, sempre col punteggio di Flaibano 1, Charles Muzzane 0. La manderà sul secondo palo Tomat, o quantomeno è quella la sua intenzione. Stacca di testa un paio di giocatori gialloneri. C'era anche proprio il numero 2 Mucignato, che non è riuscito ad impattare, ma è un Flaibano padrone del centrocampo in questo frangente dell'incontro. Ancora Mucignato in avanti, ma Borghini gli stava arrivando incontro. Non si intendono i due giocatori. Palla in fallo laterale con un orange per le terre, credo sia Coci, che richiede l'intervento dello staff sanitario del club del presidente Zanutta. Ricordo anche gli appuntamenti con il calcio in Friuli Venezia Giulia nell'ultima domenica di stagione regolare. Noi saremo a Precenicco per la festa promozione del Brian, del presidente Chiandotto, che ospita il Casarsa. Come domenica scorsa eravamo qui a Carlino per Charles Muzzane contro Manzanese, altrettanto faremo in questo weekend per seguire da vicino la gesta della formazione di Precenicco, che ritroveremo nel 2017-2018 in eccellenza. Poi nelle prossime settimane ovviamente daremo uno sguardo attento ai play-out, eventualmente anche ai play-off e alle sfide per mantenere la categoria e per provare a salire. Ben inteso, sempre sperando che Cordenons e Tamai in Serie D riescano a mantenere la categoria, altrimenti vesserebbero le ambizioni di salita di tante squadre di promozione. Sarà anche da verificare chi tra Tor Viscosa, Fontanafredda e Gemonese
riuscirà ad accaparrarsi quel secondo posto in eccellenza che vale la missione agli spareggi per salire in Serie D. Quindi in poche settimane ci si gioca una stagione e noi saremo chiaramente sempre a bordo campo per raccontarvi le emozioni del calcio regionale, con un fischio del signor Raccampo che fischia un calcio di punizione in favore del Flaibano, ma siamo ormai arrivati al 41esimo del primo tempo, quindi 3 minuti e mezzo più eventuale recupero. Sì, forse un minutino di recupero lo concede, ma forse anche no. Un paio di interruzioni ci sono state, ma nulla di fondamentale. Cozzarolo perde il corpo a corpo con Piccolotto, poi la palla arriva nella zona di Ormelese che non riesce a tenerla dentro, rettangolo di gioco. Protesta un po' il numero 7 Orange, ma la palla è per il Flaibano. Non ne approfitta la squadra di Michelutto e quindi ancora con le mani, ma stavolta è Fabroni per il Ciadis Muzzane. Piccolotto anticipato, Vidoni molto attivo anche in fase di copertura. Rebustini contende la boccia a Palmegiano, poi non benissimo Borghini, Delosa la mette tra i piedi di Banini. Questi è Coci, si è ripreso dal problema fisico di poco fa, con Mucignato che mette il pallone in fallo laterale. Ancora Coci, sterza, mette ottimo un cross al centro, su quale nessuno degli avanti Orange è pronto ad intervenire, e allora Flaibano ripartenza con Cozzarolo. Non c'è spazio sulla destra del fronte d'attacco ospite dal momento che Fabroni aveva chiuso. Il problema per il Ciadis Muzzane è che poi Piccolotto ha sbagliato passaggio di uscita e Tomat non affonda anche per l'efficace lavoro di chiusura da parte di Gregoris. Fabroni, Cominotto, Rover, Delosa, c'è spazio per il numero 2 che invece cambia gioco a cercare Ormelese. Pallone che arriva tra i piedi di Piccolotto, perde palla Piccolotto, il signor Raccampo fischia con un pizzico di ritardo il fallo commesso da Cozzarolo, però giustamente l'arbitro aveva preferito verificare se sussistessero le condizioni per la regola del vantaggio. Nel momento in cui ciò non era possibile ha fischiato il fallo, quindi corretto il comportamento del fischietto pordenonese. Altro cross in area di rigore, si alza la bandierina dell'assistente a segnalare il fuorigioco di Gregoris, come al solito appostato sul palo più lontano in tutti i calci piazzati. Un minuto e mezzo al termine del primo tempo, escluso recupero. Già più di qualcuno prova a prendere posizione al chiosco di Carlino per anticipare la massa di gente che durante l'intervallo andrà a rifocillarsi. Qui c'è un fuorigioco fischiato per posizione irregolare di Domini. Ho visto anche Mauro Marcarini della Federcalcio regionale in tribuna a Carlino. Ci sono davvero tutti, o quasi tutti quantomeno. Piccolotto, Ormelese, Piccolotto centralmente, Piccolotto, si gira, si volta, viene triplicato il numero 10. Si rammaricano per questo i tifosi carlinesi. Poi l'Aiola prova la fuga per la vittoria sulla destra, si allunga troppo il pallone al capitano flaibanese. Cominotto va a cercare Banini,
anticipato come al solito da Testa, che però commette fallo ai danni del centravanti Orange. Calcio di punizione per il Charles Muzzane quando è già scaduto il tempo regolamentare e quindi si attende solo il duplice fischio del signor Raccampo, che concede probabilmente un minutino di recupero come avevamo ventilato. Cross al centro, la palla schizza sulla testa di un paio di giocatori, c'è il calcio d'angolo per i padroni di casa. Pallone che arriva al centro, prova a staccare ancora Gregoris, poi in affanno ma si salva la difesa giallonera. Vrek la ributta in avanti, Piccolotto la spizza verso Ormelese, che protegge la rimessa laterale dal momento che era stato Testa l'ultimo a toccarla. Ancora Piccolotto, Fabroni, nel momento in cui il duplice fischio del signor Raccampo manda le squadre negli spogliatoi. Per il momento stacchiamo il segnale da Carlino con le squadre che vanno all'intervallo sul punteggio di Charles Muzzane 0, Flaibano 1. Secondo tempo della Ricca di Carlino tra i padroni di casa del Charles Muzzane in maglia arancione e il Flaibano in maglia giallo-nera. È la terza e decisiva partita del triangolare di finale del campionato juniores regionale in Friuli Venezia Giulia 2016-2017. Si assegna questa sera il trofeo Angelo Moccarini. Flaibano in vantaggio per 1-0 dopo i primi 45 minuti di gioco, gol di Tomat da calcio d'angolo dopo 4 minuti, gol che ha sorpreso la retroguardia carlinese. Un Charles Muzzane che ha colpito un palo nel primo tempo, è andato vicino al gol in almeno un'altra occasione, ma al momento il Flaibano sta cogliendo quel successo che indirizza per ora il trofeo Moccarini in direzione di Flaibano, mentre c'è un problema a un difensore giallo-nero, credo sia Testa, mi pare, a vederlo da qua. Vediamo se è lui nel momento in cui si alza, sì. E quindi le squadre sono rientrate dagli spogliatoi dopo l'intervallo con gli stessi 22 effettivi che hanno terminato il primo tempo. Andiamo a leggere le formazioni. Charles Muzzane in numero 1 è Vrek, il numero 2 Delosa, il numero 3 Fabroni, il numero 4 Palmeggiano, il numero 5 Cominotto, il numero 6 Gregoris, il numero 7 Ormelese, il numero 8 Rover, il numero 9 Banini, classe 2000, il numero 10 Piccolotto, il numero 11 Coci. Il Flaibano invece risponde con Kevin Borghini tra i pali. Fair play sul terreno di gioco, viene restituita la palla agli ospiti. Il numero 2 Mucignato, il numero 3 Ciroi, il numero 4 Tomati, il numero 5 Testa, il numero 6 Capitan Laiola, il numero 7 Vidoni, il numero 8 Cozzarolo, il numero 9 Domini, il numero 10 Rebustini, il numero 11 Nicola Borghini. In panchina per il Charles Muzzane con il mister Piva ci sono Ponte, Zanon, Casco, Semo, Codognotto, Cola e Bacinello, mentre in panchina per il Flaibano con il mister Michelutto ci sono Rota, Leonarduzzi, Minesini, Marchesan, Leonou, Passone e Rossi. L'arbitro è il signor Raccampo di Poldenone, i suoi assistenti Forgione e Tudale. Gregoris manda pallone in direzione di Coci, ma Mucignato prova a tenere, a spingere il Charles Muzzane nella sua fase difensiva. Pallone che carambola dalle parti di Vrek, che svirgola il rilancio ed è sempre Flaibano possesso palla. Ha battuto Domini, c'era forse un fallo sul puntero giallonero non avvisato dal signor Raccampo. Piccolotto mette pressione a Ciroi, che di testa appoggia la palla in fallo laterale.
Tomat mette il pallone ancora oltre la linea laterale. Piccolotto, il cross di De Losa direttamente oltre la linea di fondo campo. Pienone delle grandi occasioni della Ricca, tantissima gente sugli spalti, c'è tutti i personaggi che contano del calcio regionale, soprattutto a livello giovanile, sono presenti qui a Carlino. Piccolotto, Cocci, poi Borghini salta sulla testa di Banini e fa ripartire il Flaibano. In base alla formula di questo triangolare, al Charlis Buzzane basterebbe un pareggio per vincere la classifica finale in virtù del 4-1 e quindi del 4-1 con cui la formazione di Piva ha espugnato il campo del San Luigi martedì scorso. Il Flaibano contro il San Luigi ha vinto solo 2-0 e quindi per differenza reti gli Orange di Carlino sarebbero al momento favoriti in caso di parità, chiaramente. Ma il Flaibano, vincendo, sta costruendo poco alla volta le sue certezze di portare a casa il trofeo Moccarini 2016-2017. Flaibano che anche nella passata stagione era arrivato in finale, 2 anni fa aveva vinto, quindi continuità di risultati ad altissimo livello confermata per la società del presidente Picco, che è presente in tribuna e sta soffrendo a supporto dei suoi ragazzi. C'è anche il presidente Zanutta invece che adesso osserva Cocci entrare in area di rigore, gli impone l'alt testa, pressione del Carlino. Piccolotto, sempre triplicato costantemente il numero 10. Cocci, suo destro rimpallato, ancora pressione del Charlis Buzzane, Palmegiano, Ormelese, poi il tiro di controbalzo direttamente dal limite dell'area di rigore da parte di Banini. Che gol ha fatto Banini! Tanto bella era stata la traiettoria di Tomat nel primo tempo da calcio d'angolo, altrettanto eccezionale questa stoccata al volo da parte di Banini. Bravo ad anticipare sul taglio la difesa giallonera, e quindi al 7° minuto del secondo tempo cambia di nuovo il risultato. Il Charlis Buzzane arriva al pareggio e adesso cambia fisionomia anche la partita. Come dicevo prima, al Charlis Buzzane basterebbe il pareggio per alzare il trofeo Moccarini. Al Flaibano serve la vittoria. Flaibano che ha dimostrato in più occasioni di poter colpire e magari essere pericoloso già ora con Domini. Vidoni porta spasso pallone nell'area di rigore. Fabroni mette la palla in fallo laterale. La partita diventa molto intensa adesso. Le due squadre si sfidano a viso aperto. C'è anche Antonino De Blasi che arriva in postazione, la mette fuori Gregoris, pressione del Flaibano. Ancora cercato in profondità Borghini. Cozzarolo costretto a girare al largo da Fabroni, che mette la palla in calcio d'angolo. Bravo Cozzarolo, sempre una dinamo per il gioco giallonero. Dalla bandierina Tomat, mentre prendono posizione in area di rigore i saltatori di coach mister Micheletto. Non benissimo il corner, dal momento che chiamato alla stoccata Rebustini dal limite dell'area. Il suo pallone si impenna abbondantemente fuori dallo specchio della porta di
Vrek. Si è animato anche il tifo di Fede Carlinese dopo il gol del pareggio. C'erano già state schermaglie nel primo tempo tra opposte fazioni. Fin dopo il gol di Tomat qualcuno tra il pubblico si era lasciato andare a qualche polemicuccia o scaramuccia di troppo. Adesso di nuovo piuttosto animata la vita in tribuna. Coci si accenta, scarica la Berta, leggermente deviato il pallone. Ci sarà un altro calcio d'angolo per il Charlis Muzzane, che non si accontenta del pareggio, che pure basterebbe per sollevare il trofeo Moccherini, ma vuole insistere, vuole anche il gol del vantaggio. Un Fleibano che ora bada soprattutto a difendersi. Occhio a Rover che rovescia il pallone ancora in area di rigore. Rebustini addirittura in copertura. E lui l'ultimo a toccare, spaventato dalla presenza di Piccolotto. Rimessa laterale per l'11 del mister Piva. Sempre Coci, anzi Piccolotto, che prova a sfondare il raddoppio difensivo su di lui. Era peraltro anche spalle alla porta, non è riuscito a trovare luce per andare ad offendere verso la porta di Kevin Borghini, mentre rileviamo anche l'uscita dal campo di Nicola Borghini, al suo posto Rossi nel Fleibano, numero 18 giallonero. Sempre Coci, che ha di nuovo scambiato posizione con Ormelese. Coci è tornato nell'originaria posizione di attaccante di sinistra, con Ormelese che è arrivato qui a destra. Coci. Gioca da frangiflutti Cozzarolo, che poi mette un pallone tra i piedi di Tomat, non benissimo. Pallone direttamente sulla copertura della palestra di Carlino. Occhio a Piccolotto che prolunga verso Parmegiano. Ci sarebbe Romelese con discreta libertà sulla destra. Romelese fa partire al destro, ribattuto da Ciroi. Palla in fallo laterale. Quando siamo arrivati al 12esimo del secondo tempo, il punteggio di 1-1 al gol di Tomat a inizio partita, è stato pareggiato dalla stoccata di Banini Delosa. Ancora un fallo laterale. Piccolotto in area di rigore. Arriva solito il raddoppio Delosa, la mette in mezzo e poi Ciroi che respinge la palla, regalando il calcio d'angolo al Charlis Muzzane. Come al solito tutti i calci piazzati sono per Rover, che con il sinistro è pronto a battere il corner. Occhio al movimento di Gregoris sul secondo palo, proprio lui in zona non riesce a entrare in possesso di palla, poi Coci accompagna il pallone fuori dal rettangolo di gioco. Si riprenderà con il invio da fondo campo per Kevin Borghini. Nel frattempo il mister Michelutto sta osservando la disposizione dei suoi, sta probabilmente pensando a qualche cambio, qualche ulteriore cambio dopo l'ingresso di Rossi dopo pochi minuti dall'inizio del secondo tempo. Vidoni non approfitta di un Charlis Muzzane sbilanciato. Poi è Coci che guadagna campo centralmente per Piccolotto, sterza Piccolotto, le finte sul plus, si libera di un paio di avversari. Poi Coci spreca tutto, attaccato da Laiola, che poi lancia in avanti verso Rossi, corpo a corpo con Gregoris. Rossi fugge via sulla destra, sterza ancora Rossi, le finte, resta con lui Gregoris, mette il pallone in fallo laterale.
Bravo il capitano della selezione regionale al recente torneo delle regioni a abbassare la saracinesca e impedire l'affondo del numero 18 giallonero. Rimessa lunga agitata sulla testa di Rossi che spizza, poi rovescia Domini. Pallone non pericoloso per la retroguardia del Charlis Muzzane, e questi è Rovere che prova a, anzi Banini che prova a combattere. Nella zona delle operazioni c'è Ciroi che guadagna la rimessa laterale. Palmegiano, Banini, colpo a colpo con testa. L'efficace lavoro in pressione da parte del puntero arancione lucra una rimessa laterale per il Charlis Muzzane. Siamo al quarto d'ora di gioco della ripresa, 1-1 al Della Rica nella gara 3 decisiva della finale triangolare di finale il torneo juniores regionale Friuli Venezia Giulia 2016-2017. Stasera si assegna il trofeo Angelo Moccarini alla squadra che sostituirà, attenzione, Charlis Muzzane in area di rigore, Colotto, le solite finte che non colgono impreparata la retroguardia giallonera, resta però pressione la formazione di casa, Cocci scarica la Berta, anzi era Rover che scarica la Berta, ma viene rimpallato dalla retroguardia del Flaibano. Bravo Domini di testa a favorire il taglio in profondità di Vidoni. Dicevamo c'è un cambio, eccolo là, c'era movimento sulla panchina del Flaibano, ma il cambio è per il Charlis Muzzane che sostituisce l'autore del gol Banini con il numero 18 Bacinello. Ho sentito anche il rammarico da parte dei tifosi di casa, probabilmente non d'accordo con questa decisione del mister Pietro Piva di richiamare in panchina il suo bomber. Bacinello comunque è andato a prendere posto proprio al centro dell'attacco della formazione Orange, quindi stesso ruolo, stessa interpretazione del gioco da parte del neoentrato rispetto all'autore del gol con cui i padroni di casa sono arrivati al pareggio. C'è un fallo subito da Piccolotto e un altro cartellino giallo. Sventolato davanti al naso di Ciroi, non d'accordissimo sulla decisione del fischietto pordenonese. Stasera dunque si assegna, come dicevamo prima, il trofeo Angelo Moncarini. Vediamo chi iscriverà il proprio nome nell'albo d'oro dopo il Trieste Calcio, campione in carica fino a stasera. Piccolotto non aggancia in area di rigore. Siamo al 18esimo, partita ora piuttosto intensa, godibile, tanti ribaltamenti di fronte. Rossi a Fabroni recupera e poi subisce il fallo da parte del giocatore flaibanese. È un Flaibano che in questa seconda frazione di gioco non riesce a costruire gioco. L'inerzia della partita è passata sulla sponda carlinese. Charlis Muzzane a pieno organico ora si riversa nella metacampo offensiva. Piccolotto la smorza per Cocci. Cocci finta e cross, pericolosissimo, la palla sbalza sul secondo palo. Ha preso anche un effetto strano perché sono sicuro che Cocci non volesse tirare da lì, ma è il secondo legno che colpisce il Charlis Muzzane questa sera dopo il tiro di Palmegiano nel primo tempo. Sospiro di sollievo per i tifosi flaibanesi. Rimessa laterale ancora per la
squadra del mister Michelutto. Rossi. Non passa Gregoris, poi Rover troppo disinvolto, viene attaccato alle spalle da Cozzarolo, impressione. Si lamenta Piva con il suo giocatore. Bacinello fa salire la squadra, poi galoppa Ormelese, ma la chiusura di Ciroi è tempestiva. Vidoni di testa. Ciroi, bravo. Protegge la rimessa laterale. Poi Cominotto anticipa Vidoni, ma c'è Domini che tiene in pressione il Flaibano. Rebustini, Domini, Vidoni in area di rigore. La mette in mezzo sul primo palo, taglia proprio il neo entrato Rossi, ma è attento Vrek. C'è un problema a De Losa. Ha un problema al pollice sinistro, così a occhio e croce. Ha un dito, sì. Situazione dolorosissima. Sono quegli infortuni strani. Eh sì, perché aveva proprio un dito girato completamente. Prende direttamente la strada degli spogliatoi il numero 2, sfortunatissimo. Ha preso anche un colpo in testa, così per non farsi mancare nulla. Contiamo che possa recuperare velocemente. Aspetta, che ci sono un sacco di cambi. Là è impazzito il dirigente del Flaibano. Dunque, intanto entra il numero 15 Semo al posto scusate, entra il numero 15 Marchesan al posto di Vidoni, mentre il posto di De Losa viene preso dal numero 15 Semo. Perfetto, quindi Semo per De Losa e Marchesan al posto di Vidoni. Cambi da una parte e dall'altra. Immediata la reazione del mister Piva all'infortunio di De Losa, che si è girato un dito di una mano. Speriamo che non sia davvero nulla di grave. Mentre il Flaibano restituisce il pallone al Cianlins Muzzane. Sono entrati dunque Semo e Marchesan al posto di De Losa e Vidoni. Un Vidoni che non mi era dispiaciuto, ha fatto un sacco di movimento, sempre piuttosto pericoloso in fase offensiva. Vediamo come Marchesan interpreterà il ruolo assegnatogli dal mister Michelutto. Eccolo il numero 15, tocca sul primo pallone, si accentra, sale Mucignato sulla sua verticale per Cozzarolo che sfugge a Rover. Duello tra due numeri 8 sull'out di destra. Cozzarolo le finte, chiama lo scatto Mucignato, ma lì rimane a presidiare la palla Rover, che protegge il rinvio da fondo campo da parte di Vrek. Siamo arrivati al 23esimo del secondo tempo, la metà dunque della seconda frazione di gioco. Scontro metà campo tra Semo e Rossi. Il fallo è del giocatore carlinese. Calcio di punizione per gli ospiti. Si è sentito chiaramente il mister Piva che ha chiesto a Bacinello di rimanere come punto di riferimento offensivo, mentre tutti gli altri giocatori orange a protezione della porta di Vrek. Non si intendono i gialloneri con il calcio di punizione di Tomat direttamente sul fondo. Ciroi assieme a Testa riesce a mantenere il possesso della palla. Buon lavoro in
disimpegno del Flaibano, ma c'è Fabroni che frena la ripartenza giallonera e poi con Piccolotto riesce a trasformare una opportunità d'attacco per i padroni di casa. È stato un fischio del signor Raccampo che chiede un altro pallone perché evidentemente la boccia con cui si stava giocando fino a poco fa è finita sul sintetico di Carlino. Infatti si sente la sirena dell'ambulanza che è venuta a prestare soccorso a De Losa, si è girato un dito di una mano, quindi nulla di assolutamente gravissimo, però doloroso l'infortunio per il numero 2 carlinese. Gli auguriamo ovviamente, facciamo un grande in bocca al lupo, mentre Marchesan si vede sventolare il cartellino giallo sotto il naso. Per il fallo ai danni dell'altro numero 15 Semo. Si dovrà essere steccato De Losa perché chiaramente l'infortunio al dito della mano gli impedisce di proseguire a giocare. Per esperienza so che sono dolori lancinanti. Alla battuta del calcio di punizione c'è Palmegiano, mentre Highlander De Losa è già di nuovo sul terreno di gioco e l'azione si sviluppa con una posizione regolare sanzionata a Bacinello, mentre grazie ad Alberto che proprio va a zoomare su De Losa che con il dito fasciato e steccato riprende posto, torna in panchina. Non aggancia Piccolotto e poi commette fallo irruento il numero 10 Orange. Nel frattempo siamo arrivati al 26esimo del secondo tempo ed è sempre 1-1. Prova a reagire Flaibano che si riversa nella metà campo d'attacco. Ciroi mette un pallone in mezzo per Marchesan, poi libera la difesa carlinese con Gregoris che spedisce il pallone direttamente in fallo laterale. Attento il mister Piva a chiedere ai suoi di tenere comunque il baricentro piuttosto alto senza subire la pressione dei gialloneri. Ora Palmegiano prolunga verso Rover. Coci anticipato da Mucignato. Ora Coci. Pallone che arriva dalle parti di Ormelese. Questa è la posizione irregolare da parte di Bacinello. E puntualmente nel momento in cui l'attaccante col numero 18 entra in possesso della palla gli viene alzata la bandierina da parte dell'assistente. Prima per regolamento non si fa. Mi meraviglio ancora che mi pare che sia già da qualche anno in vigore questa regola. Mi meraviglio che dalle tribune ancora partano improperi all'indirizzo degli assistenti che in questo caso il signor Forgione ha davvero preso la decisione corretta e ineccepibile. Ancora Ormelese, colpo a colpo con Ciro, il fallo del numero 7 non fischiato. Poi interviene a supporto anche Bacinello, ancora un fallo e dai Ormelese ne ha fatti almeno 8 di falli, l'ultimo glielo fischiano. Adesso tutto il Giardis Mussane dietro la linea della palla con il Flaibano che attacca a pieno organico. Tutti i giocatori, ci sono 21 giocatori nella metà campo d'attacco dei gialloneri con il solo Kevin Borghini in porta per il Flaibano. Svirgola il pallone, si alza un campanile. Occhio a Rossi che tentava la rovesciata. C'è un fischio del signor Raccampo che
ordina il calcio di punizione per il Chardis Muzzane con le proteste di Capitan Laiola. Inutili. Laiola riprende il suo posto al centro della difesa della formazione del mister Michelutto, mentre anche Rossi si rialza dopo essere finito per le terre nell'occasione del contatto di poco fa. Vrek con i piedi, calcio di punizione direttamente nella zona di Piccolotto, poi De Bustini, questo è un gamba tesa a centrocampo da parte di Marchesan, gioco pericoloso. Sì, non che Palmegiano in maglia arancione avesse rinunciato ad alzare il piede, ma evidentemente il possesso era per i padroni di casa. Gregoris al calcio di punizione. Palmegiano. Rover che ha ripreso la sua classica posizione come terzino sinistro. Kochi attacca lo spazio, va a protezione del rinvio da fondo campo testa, quindi altra opportunità per il sodalizio del presidente Picco, che sta soffrendo lì in tribuna. Siamo alla mezz'ora di gioco del secondo tempo, 1-1 tra Chardis Muzzane e Flaibano, punteggio che premierebbe i padroni di casa in virtù della migliore differenza reti, saldo tra reti segnate e reti subite nel triangolare. Mucignato sempre di testa, pallone che arriva dalle parti di Bacinello, ancora Mucignato, Rossi la mette giù, un lancio a cercare lo scatto di Marchesan, Marchesan costretto a sportarsi sull'out di destra, chiede il supporto di Ciroi, sul quale ringhia Ormelese. Ciroi cambia direzione, prova a galoppare sulla sinistra, arriva sul fondo Ciroi, la mette in mezzo e la chiusura di Fabroni tempestiva regala il calcio d'angolo al Flaibano. 32esimo. Come al solito Tomat per i calci piazzati, è stato lui l'autore del gol al quarto del primo tempo che ha sorpreso Vrek, e ora lo stesso portiere del Chardis Muzzane, non ineccepibile, è uscito a far fall, però l'assistente aveva segnalato un fallo di mano evidentemente, quindi ci sarà il calcio di punizione per il Chardis Muzzane, con Vrek che ha fatto però sudare freddo la sua panchina con un'uscita fuori tempo, mentre si preparano altri due giocatori del Chardis Muzzane. Vediamo come deciderà di operare in sede di sostituzioni il mister Piva. È stato anche ammonito il Capitan Cominotto. Piccolotto gioca come Frangiflutti Tomat e poi Cozzarolo riesce a tenere il pallone dentro il triangolo di gioco. Cozzarolo si schianta contro Rover, ma granitico il giocatore numero 8 in maglia arancione. Spedisce poi un pallone nella terra di nessuno dove Bacinello non può intervenire. Rimessa laterale per gli ospiti, sempre Mucignato. Chiama in causa Cozzarolo, ma la palla carambola tra i piedi di Ciroi. Allora deve ricominciare l'11 giallo-nero. Il lancio verso Marchesan, sul quale c'è la chiusura di Fabroni. Non può toccarla con le mani Vrek, e allora spedisce la palla dalle parti di Piccolotto. Kochi. Bravo Kochi. Ottiene ciò che voleva, vale a dire la rimessa laterale, utile a far salire il baricentro del Chardis Muzzane, che si sottrae alla pressione della squadra avversaria. Flaibano che però rientra in
Possesso palla ora con il buon lavoro di Tomat. Cozzarolo lascia l'incombenza a Mucignato e ora è l'11 di Michelutto che avanza. Rebustini. La copertura sul 10 giallo-nero di Tush in Tush. Il Flaibano arriva sulla tre quarti. Occhio a Rebustini che però non sfonda. Ancora Flaibano. Lancia in avanti verso Cozzarolo che adesso gioca quasi da centravanti. Seppur si ripiazza proprio in posizione di centrocampista offensivo alle spalle delle punte. Bravo Bacinello che sta sostenendo da solo il peso dell'attacco degli Orange. Rover proprio verso Bacinello, una smorza di petto Bacinello, questo è Palmegiano che vede il taglio di Piccolotto, pallone non preciso, non ne approfitta l'11 giallo-nero però perché Marchesan non controlla. Siamo arrivati nel frattempo al 36esimo del secondo tempo. Cercato ancora Piccolotto, mentre è pericoloso Bacinello. Coci approfitta di un paio di scivolate degli avversari, cambia gioco verso Ormelese, preso in controtempo dalla traiettoria del pallone. Cozzarolo con eleganza la mette giù, poi gli monta in groppa Palmegiano. Qui si è vista tutta l'esperienza di Cozzarolo che ha minutaggio importante anche in prima squadra e ormai già da un paio d'anni. Fallo in attacco da parte di Domini. Diciamo d'esperienza Cominotto si è fatto fischiare fallo. Cerco di cavarmela in questo modo, dialetticamente parlando. Trentasettesimo. Occhio a Bacinello in area di rigore. Bacinello! No, è stato ammonito. È stato... Sì, è stato valido il gol. Avevo sentito il fischio dell'arbitro che pareva volesse annullare il gol, ma invece Bacinello è stato lestissimo ad approfittare di una indecisione della retroguardia giallonera e con un preciso pallonetto ha scavalcato Borghini in uscita. Vedete la maglia di Bacinello finita per le terre, arriverà il cartellino giallo per il goleador del Charlie Smuzzane. Ma a questo punto, al 37esimo del secondo tempo, il Charlie Smuzzane ha messo la freccia. Ha messo la freccia. Ora c'è anche un cambio per il Flaibano, esce Tomat, al suo posto in campo il numero 16 Lenou. Chiaro l'intento del mister Michelutto, prova il tutto per tutto per provare ad arrivare al pareggio, ben sapendo che comunque anche il pareggio a poco servirebbe al Flaibano, che ha bisogno di vincere questa partita per mettere in bacheca il trofeo Moncarini. Bacinello, rapace e poi anche tecnicamente apprezzabile per il tocco in pallonetto che ha messo fuori causa Borghini in uscita. Tutti avanti per il Flaibano. Leonou appena entrato tocca subito il suo primo pallone, si accentra ma Gregoris spazza via e adesso c'è spazio per l'incursione per la scorribanda di Piccolotto. Piccolotto temporeggia, fa possesso palla il Charlie Smuzzane. Ancora Piccolotto da Semo verso Coci.
Cocci all'1 contro 1 con Mucignato. Cocci porta a spasso pallone, Cocci spara alla Berta, pallone deviato, Borghini evita il calcio d'angolo ma non la rimessa laterale. Poco più di 6 minuti più recupero al termine di questa partita. Ormai Flaibano lotta con le residue forze a propria disposizione. Giova anche ricordare che molti di questi ragazzi, soprattutto del Flaibano, domani dovranno giocare la partita di campionato con la formazione del mister Cortiula in prima squadra in promozione Girone A. Sono un po' più rilassati quelli di Carlino, che a livello di prima squadra saranno impegnati a Conno di Rosazzo contro la Virtus Corno, e al termine proprio della partita tra Virtus Corno e Ciadis Buzzane il comitato regionale premierà il sodalizio del presidente Zanutta per la vittoria nel campionato di eccellenza 2016-2017 e la promozione in Serie D. Noi seguiremo in leggera differita la partita di Precenicco, dove il Brian fa la festa a sua volta per la promozione in eccellenza, ospitando il Casarsa allo stadio Commisso di Precenicco contro la squadra del mister Commisso, l'entrenador del Casarsa. Ciloi commette fallo, ormai Flaibano, anche con il linguaggio del corpo dei giocatori del mister Michelutto si capisce che di forza ce n'è poca. Con pazienza Vrek spedisce il pallone dalle parti di Bacinello. Cozzarolo che non si dà per vinto. Altro lancio verso Domini, la chiusura di Gregoris. Applausi anche per Gregoris, che è stato autore di una partita senza troppe sbavature. Altro pallone richiesto dal signor Raccampo. Chiaramente giocando a Carlino adesso anche i palloni rientrano in campo con un pizzico di ritardo, ma ci sta, insomma è nell'ordine delle cose. Occhio signor Raccampo che favorisce la sostituzione, esce Rebustini ed entra il numero 14 Minisini nelle fila giallonere. Si gioca dunque ancora una carta al mister Michelutto, con Rebustini che è già fuori dal campo per accelerare le operazioni. Pallone in area di rigore Leonou, la spinta di testa. Io non so se Vrek sia un po' contro sole e faccia fatica a decidere se uscire o no, perché già la seconda occasione in cui mi pare piuttosto incerto sul comportamento da tenere su questi traversoni che arrivano dalla destra. Bacinello, palla per il Flaibano, Leonou sterza, si accentra il numero 16, ancora vince due rimpalli, siamo al 43esimo del secondo tempo. A Rossi verso Leonou, ma la chiusura di Cocci è tempestiva e ancora un pallone spedito laddove lo insegue Bacinello, pescato però in posizione irregolare. Bacinello che qui sarà ammonito, e siccome era già stato ammonito prima Bacinello, attenzione che rischia, peccato di ingenuità da parte di Bacinello, che si vede sventolare il secondo cartellino giallo e
quindi abbandona il terreno di gioco. Cartellino rosso per il puntero arancione, l'autore del secondo gol, Gianni Smuzzane, espulso. Mentre c'è un cambio per il Flaibano, esce Testa al suo posto dentro il rettangolo di gioco. Vedo entrare Passone. Quindi chiude in 10 uomini il Charlie Smuzzane in inferiorità numerica. Manca poco più di un minuto più il recupero al termine di questo incontro. Bacinelli ovviamente non ha fretta. Tanto non è che può dargli un altro cartellino. Semmai sarà incrementato il numero di giornate di squalifica. Eccolo, appena uscito dal rettangolo di gioco il numero 18. Saluta Bacinello, passa vicino al tavolo con cui sono allestite tutte le coppe. Cambio per il Charlie Smuzzane, esce Cocci, autore di una prestazione volitiva. Suo posto Leonarduzzi. Bravo anche Cocci, applausi per il numero 11 del Charlie Smuzzane. E finalmente si può riprendere, ma se n'è andato anche l'ultimo minuto dei tempi regolamentari, per cui entriamo nel recupero di questo secondo tempo. C'è anche Passone in zona, Leonò mette il pallone al centro, ma è sempre Gregori, sa svettare su queste traiettorie. Non ci sono più attaccanti per il Charlie Smuzzane. Sono stati segnalati 5 minuti di recupero e quindi si giocherà fino al 50°. (2-1) per il Charlie Smuzzane sul Flaibano che era passato in vantaggio nel primo tempo. Poi nella ripresa pareggio e raddoppio dei padroni di casa. Questa terza decisiva partita del triangolare di finale del campionato juniores regionale, che assegna il titolo 2016-2017 e il trofeo Angelo Moccarini. Si sceglie dunque stasera la squadra che succede al Trieste Calcio nell'albo d'oro della manifestazione. Perso per perso, Flaibano si riversa a pieno organico, caccia del pareggio. È sbagliato anche il passaggio in avanti di uno stanchissimo Siroi. Bravo però a frenare l'avanzata di Fabroni. E poi c'è un fallo commesso da Cozzarolo, che viene ammonito dal signor Raccampo per aver schienato Semo, giocatore con il numero 15 in maglia arancione. Se ne sono già andati 2 dei 5 minuti di recupero in questa partita. Ormelese ormai stabilmente nella linea dei difensori. Ricordo che Gianni Smuzzane sta giocando in 10 per l'espulsione, doppio cartellino giallo dell'autore del secondo gol, Bacinello. Passone cambia gioco a cercare Marchesan, sterza Marchesan, arriva a supporto Cozzarolo che spara all'aperta a centro area. Domini sfortunato perché la palla gli carambola sul braccio, quindi fischio dell'arbitro che concede il calcio di punizione a Vrek, il quale ovviamente non ha alcuna fretta di battere. 2 minuti al termine del recupero, si gioca fino al 50°, sono stati 5 minuti di recupero chiamati dal fischietto pordenonese. Borghini
Palmegiano, anzi Rover ribatte di testa. L'obiettivo del Cernis Muzzane ora è quello di tenere il più lontano possibile il pallone dalla porta di Vrek. Attenzione però a Domini che vede il taglio di Leon. Oh! Eccellente l'istinto di Fabroni che allontana il pallone, impedendo al giocatore del Flaibano di entrare in possesso palla. Sarebbe stato pericoloso con lo specchio della porta aperto davanti a sé. Mucignato avanza per la piede, mette un altro pallone al centro, non esce ancora Vrek, quindi mantiene la pressione il Flaibano. Ultimo minuto, ancora un giro di lancette prima del triplice fischio finale del signor Raccampo. Cozzarolo, Mucignato, un'occhiata in avanti, la butta in mezzo, anzi spara proprio una Berta. Mucignato, il pallone arriva in area di rigore, un paio di contatti, alla fine Raccampo fischia il fallo in attacco di Rossi. E adesso anche il pubblico sfolla le tribune della Ricca per avvicinarsi quanto più possibile al chiosco dello stadio di Carlino. Ci sarà tra poco la festa per l'assegnazione del trofeo Angelo Moncarini. Si rialza nel frattempo Ormelese. Quindi 9 contro 11 per questo ultimissimo stralcio di partita. Ci sarà recupero sul recupero, ma ormai la partita è terminata. Si attende solo il triplice fischio finale del signor Raccampo. Il lancio di Vrek nella zona di Piccolotto che gioca da attaccante. Altro fischio ed eccolo qua. Il triplice fischio finale del signor Raccampo che dunque sancisce la vittoria del Cernis Muzzane contro il Flaibano. Un Flaibano che arriva di nuovo all'atto conclusivo del torneo juniores regionale, ma ancora una volta non riesce ad allungare le mani sul titolo del Friuli Venezia Giulia. Il Cernis Muzzane fa doppietta, oltre alla promozione in Serie D della prima squadra si porta a casa in bacheca anche il trofeo Angelo Moncarini 2016-2017.